Proseguiranno il prossimo 27 giugno presso i laboratori della 4ª Divisione di Polizia Scientifica di via Tuscolana a Roma gli esami tecnici e scientifici disposti per far luce sui fatti incresciosi che hanno macchiato di sangue la città di Favara. Si tratta dell'omicidio dell'empedocrino 42enne Carmelo Ciffa, ucciso a colpi di arma da fuoco il 26 ottobre del 2016 davanti ad un supermercato di Corso Vittorio Veneto, e del tentato omicidio del 35enne favarese Carmelo Nicotra, rimasto ferito a seguito di un agguato nei suoi confronti presso un suo magazzino di via Torino. Nel caso di Nicotra, era il 23 maggio del 2017, ci fu una vera e propria sparatoria con tanto di Kalashnikov. Gli accertamenti della scientifica saranno mirati alla ricerca di eventuali tracce o residui di polvere da sparo sia sulla Fiat Panda sequestrata a Nicotra, sia sui reperti custoditi dopo aver effettuato l'esame STUB, particolare accertamento che rileva tracce dopo un eventuale uso di arma da fuoco. Carmelo Nicotra, destinatario dell'agguato di via Torino, è difeso dall'avvocato Salvatore Cusumano e risulta indagato anche per favoreggiamento, in quanto, secondo gli inquirenti, coprirebbe i soggetti che hanno attentato alla sua vita. A coordinare l'inchiesta è la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. I magistrati dell'antimafia nei mesi scorsi avevano unificato i fascicoli di Ciffa e di Nicotra, in quanto si ipotizza che i due episodi siano in qualche modo collegati fra loro. Da qualche tempo una scia di sangue ha ricominciato a scorrere a Favara. Tra gli indagati figurava anche il 41enne Emanuele Ferraro, freddato la mattina dello scorso 8 marzo in via Diaz, traversa della più nota via dei Mille, sempre a Favara.